Sono 18 i contagiati nelle ultime 24 ore in Sicilia, concentrati soprattutto nella parte orientale dell'isola. 6 di questi sono migranti a Ragusa, mentre gli altri non sono legati ai flussi migratori su cui invece è concentrata l'attenzione del governo e naturalmente delle forze politiche. Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, gli attuali positivi al coronavirus nell'isola sono 224, con 31 pazienti ricoverati in ospedale, 2 in terapie intensive e 193 in isolamento domiciliare. I contagiati dall'inizio della pandemia sono oltre 3.200, rimane stabile anche il numero dei tamponi eseguiti, oltre 3.000 sono state fatte nelle ultime 24 ore, che vede la Sicilia in coda alle classifiche sui controlli rinofaringei per milione di abitanti rispetto alle altre regioni italiane. Catania è la provincia con il maggior numero di casi, con 7 nuovi casi legati al cluster dell'Interland e un totale di 829 contagiati. Segue poi Ragusa, che segna 6 nuovi positivi, appunto 6 tra cui migranti, e Messina con 4 nuovi malati e registrati un totale di 487 casi dall'inizio. L'altro nuovo contagio è a Trapani, dove da marzo si sono registrati in tutto 138 casi. Stabili fortunatamente le altre province: Palermo ferma a 511, Agrigento a 139, Caltanissetta a 188, Siracusa 331 ed infine Enna 439.